Dopo il contestato blocco deciso dal comune a marzo, via Cairoli è nuovamente aperta al traffico. Quella che può apparire come una semplice questione tecnica di viabilità è in realtà anche un drammatico problema di criminalità in una zona come quella della stazione ferroviaria, contraddistinta tristemente da spaccio e degrado. Marco Trevisani assieme alla sua famiglia è tra i pochissimi italiani rimasti tenacemente residenti in questa via. La chiusura a traffico è stato un errore madornale perché aveva isolato le vie Cairoli e via Bixio, aveva creato sostanzialmente una risacca dove gli spacciatori operavano indisturbati. Quelle chiusure creavano un filtro per le forze di polizia lasciando passare gli spacciatori a piedi in bicicletta e bloccando le auto della polizia. La comparsa dei cosiddetti panettoni che interdivano il traffico aveva suscitato polemiche e proteste da parte di chi qui vive e lavora, come vi avevamo raccontato nei nostri telegiornali, raccogliendo la voce di quei padovani che chiedevano un ripensamento al comune. Sono molto soddisfatto di questo e devo anche riconoscere che per tornare sui propri passi, ammettere degli errori e correggere il tiro, questa cosa dimostra intelligenza. Io spero che si torni alla situazione precedente che si sa non era buona, era pessima, ma era senz'altro molto meglio.